buongiorno a tutti voi, ben trovati all'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Apriamo parlando di un'area ricca di biodiversità che garantisce un'oasi di tranquillità a pochi passi dalla città, 82 ettari, c'è anche la presenza di un mulino, sono alcune caratteristiche del Parco del Cormor che si trova anche sul territorio comunale di Campoformido e per il quale sono state presentate oggi le strategie per promuovere l'area e farla visitare da più persone possibili. Il progetto è stato presentato in Regione a Udine. Allora, per tutti i dettagli sentiamo Daniele Paroni che ha seguito appunto per noi la conferenza di presentazione. Grazie della linea, sono con l'assessore regionale alle risorse agricole Zanier. Allora c'è questa presentazione di un'offerta di tipo naturalistica nella zona di Campoformido, qual è? Sì, questa è un'attività che nasce da progetti sostenuti all'interno di quelli che sono i fondi della legge 42, legge regionale che tutela e sostiene il sistema delle aree protette. È un progetto che è iniziato già l'anno scorso e quest'anno va a presentare un dépliant informativo per tutta quella cittadinanza che vorrà interagire all'interno di questa area di alto pregio naturale e naturalistico, dove vengono date tutta una serie di informazioni sui percorsi che si possono realizzare e riesce anche a divulgare quella metodologia di turismo sostenibile che è proprio l'obiettivo stesso dell'area naturale. Chiaro che questo è una componente di un progetto ben più ampio, alcune componenti sono state realizzate già l'anno scorso, altre verranno realizzate quest'anno e anche le attività che l'amministrazione comunale sta portando avanti quale ente soggetto gestore, legate ad esempio al Comune Amico delle Api, vanno ad abbracciare un più ampio ventaglio di iniziative proprio nell'ottica della sostenibilità e di riuscire dall'altro canto a valorizzare le risorse e quelle eccellenze dal punto di vista naturalistico di cui la nostra regione è molto ben fornita, ma è opportuno che tutta la cittadinanza sia informata e possa goderne appieno. Ecco Assessore, c'è il Comune di Campoformido ma nelle vicinanze c'è proprio il territorio di Udine, quindi un'area condivisa. È un'area condivisa, un'area che sostanzialmente non ha un confine amministrativo, ma è un'area all'interno della quale le amministrazioni comunali e la regione stanno collaborando tutte quante assieme per avere un'organicità dello sviluppo dei progetti. È un'area che lei conosce bene perché ci va a camminare. Sì, la conosco bene anche perché ci abito proprio ai bordi di quest'area, è un'area bellissima, molto frequentata, per fortuna è intatta, tutelata, non ha subito dei sovvoltimenti, insomma dei grossi cambiamenti e quindi è una zona molto bella, come è anche bella la zona più a nord, quella frequentata anche quella da molte persone, che è il Parco del Cormor della città di Udine. Erika Furlani, questa è una tappa importante di valorizzazione del suo territorio, lo ricordiamo più di 80 ettari. Sì, certo. Allora, noi abbiamo iniziato fin da subito l'opera di valorizzazione del territorio perché già avevamo capito che bisognava andare in questa direzione. Ovviamente la direzione della tutela dell'ambiente secondo noi è primaria e quindi il fatto di aver riconosciuto questo aspetto mi sembra assolutamente positivo. Lo stiamo valorizzando con delle passeggiate, lo stiamo valorizzando anche con la nuova con la struttura del mulino che abbiamo ereditato, ma adesso abbiamo dato una destinazione d'uso che finalmente ha, che prima non aveva. Quindi stiamo facendo tutta una serie di operazioni, anche le ciclabili che passano lì, ha citato il sindaco di Udine, la ciclabile che arriva da Udine verso Villa Primavera, ma ce n'è un'altra che va da Campoformido verso Pozzuolo e che passa proprio dal mulino. Ecco, c'è una frase che mi ha colpito, se vivono le api vive anche l'uomo e viceversa. Assolutamente sì. Purtroppo, dicevo proprio l'altro giorno, tanti lo sanno e tanti lo dicono, però nessuno fa niente. Ecco, il Comune di Campoformido in questo caso si fa parte attiva, quindi valorizzazione anche delle api, perché Campoformido ricordo che è anche Comune Amico delle Api, quindi mantenendo i prati stabili, dove ci sono tutte le biodiversità, dove ci sono la possibilità di questi insetti impollinatori di vivere, di sopravvivere e di fare il loro, perdonatemi il termine, lavoro, è un bene anche per l'uomo.
Grazie allora a Daniele Paroni. Noi ora parliamo di un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che è stato presentato oggi, rivolto agli studenti delle superiori della provincia di Udine, che vede coinvolti prefettura, Rotary Club e polizia stradale. Si concretizzerà in una serie di incontri ed un concorso di idee per arrivare a delle vere e proprie lezioni di guida. Presidente Cecconi, Rotary Udine, capofila di questo progetto, ideatore in parte di questo progetto, un progetto che coinvolge appieno gli studenti di tutta la provincia di Udine. Tutte le scuole, tutte le 22 istituti scolastici di secondo grado della provincia di Udine sono stati invitati a partecipare a questa iniziativa e hanno aderito. Naturalmente non riusciremo a contattare tutti il primo anno, ma il progetto, come lei ricordava, è un progetto triennale, quindi nel corso di questo triennio noi contiamo di riuscire a parlare a tutti gli studenti delle scuole della provincia. Un progetto che si muove su diverse linee di sviluppo. Da una parte ci sono le lezioni frontali, ma non solo, c'è anche l'importante concorso di idee. Sì, non mi piace chiamarle lezioni vere e proprie, sono delle chiacchierate nelle quali i professionisti del Rotary, sostanzialmente medici, giuristi e assicuratori, parleranno di quelle che sono le conseguenze di una guida responsabile, diciamo dalla responsabilità legate a una guida responsabile. Naturalmente noi abbiamo anche affiancato a questo, grazie al contributo della Fondazione Friuli e grazie all'intervento di sistema della Prefettura di Udine, un concorso di idee attraverso il quale gli studenti sono invitati a esprimere la loro creatività artistica in forma grafica, in forma scritta, in forma musicale, nel manifestare la loro presenza all'interno di queste tematiche. E poi si arriverà anche a maggio con delle vere e proprie lezioni di guida. Le lezioni di guida si terranno presso delle piste con istruttori professionali. Naturalmente vi potranno partecipare solo gli studenti patentati, ma non abbiamo dimenticato anche gli studenti non patentati e per questi offriremo delle esperienze di guida a un simulatore professionale presente presso l'Università di Udine. È stato facile perché sostanzialmente ho trovato un terreno già fertile su cui c'era già una progettualità. L'idea o comunque lo stimolo a un concorso di idee è stato subito accolto anche dal mondo scolastico e quindi diciamo, ci siamo trovati subito in linea su questa possibilità. Il progetto, che ha una cadenza triennale, e questo è un importante, come dire, richiamo a un sistema tradizionale che quindi andrà a sistema nel tempo e si spera veramente che possa ampliare anche la platea di chi vuole partecipare e dare un contributo non solo di finanziario ma anche di idee e di altre possibilità. Ci sono tante formule, io dico sempre che questo è un contenitore vuoto su cui noi possiamo infilare e inserire tantissime cose e vale anche come metodo di lavoro per tante altre progettualità che, ripeto, possono far contribuendo al concorso di idee e di possibilità dare un sistema molto ampliato di soggetti pubblici e privati. Comandante De Ruosi, la Polizia Stradale è sempre in prima linea in questa iniziativa. Sì, è assolutamente così ed è importante che continui ad esserlo, perché abbiamo fatto questa lunga interruzione dovuta alla pandemia e ci è molto dispiaciuto perché il legame che abbiamo con il mondo scolastico ormai è ultradecennale, perché la Polizia Stradale col progetto Icaro è presente nelle scuole da oltre 12 anni e adesso ha raggiunto anche una proiezione europea con una partnership tra Ministero dell'Interno e MIUR con progetti educativi studiati dall'Università La Sapienza proprio per essere poi calati dal personale della Polizia Stradale sui giovani e sulle loro esigenze. Lei ha sottolineato come la cronaca di tutti i giorni ci costringe a mantenere alta l'attenzione su un fenomeno in aumento. Lei ha sottolineato anche post-pandemico, i numeri sono tornati a crescere. Sì, su questo dobbiamo fare un focus, perché è vero che l'incremento è stato notevole, ma il dato di incremento è falsato dal precedente della pandemia, dove l'incidentalità era crollata per ovvie ragioni legate all'interruzione dei movimenti. In realtà, se prendiamo l'ultimo anno di riferimento pre-pandemia, il trend è leggermente in calo. Questo però non deve farci abbassare la soglia di attenzione, perché l'abbiamo visto proprio in pochissimi giorni fa. Abbiamo avuto in un brevissimo arco di tempo nella regione Friuli Venezia Giulia 3 incidenti mortali gravissimi, tutti connotati
senza entrare nel merito delle indagini in corso, dell'attività che stanno svolgendo i magistrati, ma tutti connotati da condotte di guida sbagliate, quindi non di certo a mere casualità. Quindi vuol dire che l'attività di formazione è necessaria, deve essere assolutamente ripresa con questi progetti, e questo ne è assolutamente un ottimo esempio, perché dà una prospettiva come dire, ampia alle iniziative singole. Come è stato giustamente detto durante la conferenza stampa, la bontà di questa iniziativa è che si propone di andare a toccare tutte le realtà territoriali della provincia di Udine, anche quelle che normalmente magari fanno più fatica ad aderire alle iniziative di sicurezza stradale. Presidente Cisilino, quest'anno ci sarà anche l'importante partecipazione, l'importante contributo dell'Arlef. Assolutamente sì, c'è questa grande novità che comunque va ad incrementare un progetto che ha una validità sicuramente molto grande, che ha la possibilità di entrare in empatia con i giovani che affrontano il mondo della strada. L'Arlef, con il piano di politica linguistica, ormai da tempo si occupa di diversi settori, tra cui anche la legalità, la sicurezza e tra l'altro in questo caso appunto la sicurezza stradale, e quindi si inserisce perfettamente come progetto nel panorama, insomma, delle attività che verranno svolte in questa lunga, direi, serie di attività, di situazioni, insomma, che verranno messe in opera anche nelle scuole. Questo ci fa molto piacere, avvicinerà i nostri studenti anche alla lingua friulana, e vediamo, insomma, che questa partecipazione può essere una partecipazione piacevole e soprattutto divertente. E tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Sciopero nazionale oggi dei lavoratori della TIM contro lo scorporo della rete, per l'unicità dell'azienda e per la difesa della tenuta occupazionale. A Trieste si è svolta una manifestazione organizzata dalle sigle di categorie di CGIL, CISL e UIL. Secondo i sindacati in un anno e mezzo potrebbero perdersi in Friuli Venezia Giulia, dove sono 450 le persone occupate, ben 150 posti. Allora sentiamo Andrea Pierini che ha seguito la manifestazione per noi. E allarme rosso anche per TIM in questo momento, cosa sta succedendo? Allora, noi abbiamo una situazione molto difficile. Il 2 marzo verrà presentato un piano industriale in TIM che prevede uno spacchettamento dell'azienda. Non sappiamo in quali termini, però molto probabilmente ci saranno 2 macro spacchettamenti, uno sulla parte servizi, uno sulla parte, diciamo, tecnologica, tecnica. Quindi la rete, come speravamo che venisse realizzata noi, quindi con Cassa Depositi e Prestiti, con la partecipazione di Open Fiber e di un'azienda interna a TIM, a guida TIM, non verrà realizzata. Verrà realizzato invece un sistema di trasformazione da rame a fibra, facendo una specie di arlecchino del territorio italiano, con delle imprese che avranno dei benefit al 70% per l'acquisto di pezzi di rete, per la trasformazione della rete, e dopo ne diventeranno proprietarie. Così che lo Stato italiano, se vorrà un domani avere il possesso della rete, dovrà ricomprarsela 2 volte. Ma in questo senso TIM ha avuto periodi altalenanti, ultimamente stava vivendo un periodo molto positivo, tant'è che si erano fatti avanti anche investitori stranieri. Adesso c'è il rischio veramente che il pubblico perda la rete. Ma allora, diciamo che in TIM il pubblico c'è, ma c'è al 9%, l'investitore Cassa Depositi e Prestiti, con un piccolo 9%, ma in realtà TIM è in mano ai francesi, a Vivendi, che hanno una quota azionaria primaria. I francesi chiaramente stanno facendo un piano industriale, visto che la D è loro espressione, stanno facendo un piano industriale di uscita, un piano industriale finanziario che sicuramente non è volto ad avere un'azienda leader in Italia, come ce ne sono anche in Francia e in Germania, ma è volto esclusivamente alla
diciamo, la questione finanziaria, quindi c'è una grande preoccupazione su quello che succederà dopo all'azienda, ai dipendenti e ai cittadini che utilizzano i servizi di questa azienda. Noi chiediamo che non venga effettuato lo spezzatino previsto dall'attuale amministratore delegato, perché questo spezzatino porta alla perdita di occupazione sul territorio regionale, sul territorio nazionale e porta anche alla perdita di un progetto importante e intelligente quale quello della rete unica di telecomunicazioni, che serve a tutti, quindi non solo ai lavoratori della TIM, per avere uno sviluppo del 5G e uno sviluppo di tutta la parte internet. Attualmente solo nel gruppo TIM in Friuli Venezia Giulia sono occupate circa 450 persone e di queste 450 la stima che facciamo parallelamente a livello nazionale è la perdita nel giro di circa un anno e mezzo al massimo di 150 persone, ma gli effetti che produrrebbe lo spezzatino in TIM si riverberebbero sicuramente anche se tutte le altre principali aziende di telecomunicazioni italiane, compresi gli appalti che lavorano in service per queste aziende. Una categoria che ha sofferto molto e ancora sta soffrendo per la cancellazione di matrimoni ed eventi in questi 2 anni di pandemia è quella dei fotografi. Siamo andati in uno studio fotografico di Udine per farci raccontare la situazione. Ci troviamo in uno studio fotografico di Udine, foto impronte con la fotografa Serena Baruffini per capire come sta andando. Dopo 2 anni di pandemia anche i matrimoni sono cambiati per voi dal punto di vista lavorativo? Sì, assolutamente sì. Diciamo che questi 2 anni di pandemia hanno mutato profondamente il modo anche di sposarsi e di affrontare le nozze, perché mentre prima i matrimoni erano di prassi dei matrimoni da 80-100 persone, adesso sempre più spesso i matrimoni diventano qualcosa di più intimo, anche di 30-40 persone. Stiamo ancora aspettando di fare alcuni matrimoni in programma dal 2020, per cui ci stiamo portando avanti insieme agli sposi questa organizzazione. Ormai siamo diventati anche un po' psicologi per loro, insomma, cerchiamo di supportarli, di anche dargli informazioni utili per cercare di riuscire finalmente ad arrivare a questa fatidica giornata. Quindi ridimensionati il numero, per quanto riguarda il numero degli ospiti, anche i matrimoni, ma anche il vostro tipo di lavoro. Quindi ha inciso la pandemia per voi? Assolutamente sì, ha inciso moltissimo, anche perché di solito i fotografi di matrimonio sono anche fotografi di eventi, quindi non siamo stati fermi solo per i matrimoni, ma anche per tutte le feste aziendali, teatro, cinema, eventi di vario genere, palazzetti dello sport e quant'altro. Adesso vedete una ripresa dopo, al termine dello stato d'emergenza, cioè come vedete questo 2022? Cerchiamo di vederlo in maniera più rosea possibile, anche se oramai un po' le speranze sono andate, no? Perché sono 2 anni che si dice riprendiamo e poi succede sempre qualche disastro. Noi teniamo duro perché è il lavoro che abbiamo scelto, che amiamo e che ci piace, e quindi speriamo veramente che questo sia l'anno decisivo della ripresa finalmente. Quindi i matrimoni ci sono adesso, comunioni, cerimonie, c'è la richiesta o appunto il fotografo è quello magari messo in secondo piano? Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che ad esempio sulle comunioni, mentre prima noi lavoravamo molto, adesso siamo un po' più fermi perché ci sono proprio dei problemi di capienze. Ad esempio adesso le comunioni permettono 5 ospiti per ogni bambino e in quei 5 ospiti è considerato anche il fotografo, quindi molto spesso succede che i genitori preferiscano non avere il fotografo e avere un ospite in più. E così come le celebrazioni civili, che diventano un problema abbastanza importante perché le sale comunali hanno delle capienze ridottissime. Vi faccio un esempio su Udine: la sala della loggia sopra la loggia del Lionello attualmente ha una capienza di 25 persone, compresi gli operatori. Questo è veramente molto molto complicato da gestire. Quindi che cosa vi augurate? Di riuscire a lavorare come nei tempi pre-pandemia, immagino? Assolutamente sì, anche meglio a questo punto, no? Sicuramente sì, speriamo, e in questo potrebbero darci una mano anche le istituzioni, sia a livello locale sia a livello nazionale, cercando un attimino di rallentare e di allentare un po' le restrizioni, ad esempio sulle capienze delle sale. Questo potrebbe aiutarci parecchio. E noi ve lo auguriamo. Grazie. E ci auguriamo che si sposino in tanti, ecco, sì, anche oltre alle varie altre celebrazioni e gli eventi che ripartiranno. Sì. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.
Grazie ad Alexis Sabot. Parliamo di mercati rionali perché anche su questi si fanno sentire le restrizioni legate alla crisi sanitaria, ma anche ora le ristrettezze economiche dei consumatori. Siamo andati a Buia. Il mercato rionale che cerca a fatica di reggere la concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online e che deve ancora fare i conti con la pandemia. Siamo andati al mercato di Buia a sentire le opinioni dei commercianti che lamentano un basso flusso di clientela e confidano nella fine dello stato di emergenza per tornare a vedere la luce in fondo al tunnel. Il mercato vuoto oggi non c'è niente, quasi zero. Come mai? Per il corona gente paura per andare in mercato, non so. Green bus, devo mandare green bus qua, devo mandare di qua. C'è poco lavoro in questo mercato settimanale. Gira poca gente, nonostante la bella giornata come stamattina, ma c'è poca frequenza, insomma. Qual è il motivo secondo lei? Secondo me anche economicamente, perché c'è tanta gente che non lavora e comunque penso che sia un po' dovuto anche alla preoccupazione del futuro, no? Con la bella stagione, con il calo delle restrizioni, magari si può sperare in meglio. Beh, noi ce lo auguriamo perché sennò qui si va tutti male, no? Quindi diciamo, noi abbiamo sempre la speranza di lavorare. Noi siamo oltre 32 anni che siamo qua il martedì e abbiamo il nostro giro di clientela. Una clientela affezionata che è rimasta costante nel tempo oppure si è verificato un calo magari dovuto alla pandemia? Beh, qualcosina sicuramente, perché quei momenti che non potevano muoversi dai vari comuni o dei paesini, ma insomma in qualche maniera non è andata proprio male di tutto, insomma ci salviamo in qualche maniera, insomma è andata abbastanza bene, dai. Siete riusciti a resistere, quindi anche a mantenere i prezzi abbastanza stabili? Adesso qualcosina è cambiato, come tutti sappiamo, che ha inciso prima di tutto i carburanti e dopo la questione elettrica e quelle cose lì. Un po' la gente ha paura, un po' è refrattaria nel venire fuori, quindi abbiamo delle difficoltà oggettive, non solo a Buia, diciamo in tutti i mercati dove noi operiamo, notiamo questa cosa. Speriamo che con questo Green Pass, che forse lo toglieranno a breve, la cosa magari migliorerà. Per me è fondamentale che sia bella stagione, caldo e quindi alla gente viene voglia appunto di acquistare fiori per il giardino, per il balcone, quello sicuramente sì. I clienti più assidui dichiarano invece di non aver riscontrato aumenti sensibili dei prezzi e di preferire il mercato rionale ad altre forme di acquisto per la possibilità di toccare con mano la qualità del prodotto. Mi piace comunque venire giù a dare un occhio perché di solito hanno buone offerte, quindi bisogna conoscere un pochino i commercianti, ma penso che convenga ancora insomma venire a fare un giro ogni tanto qui al mercato. C'è sempre il vantaggio di poter toccare la merce con mano e quindi sentire la qualità del prodotto o meno. Non essendo una frequentatrice così assidua, no, non mi sembra di aver visto appunto un aumento dei prezzi, ecco. Qualità ma anche prezzi abbordabili. Sì, diciamo di sì, più o meno sono un po' così dappertutto. Le speranze di rinascita sono anche legate alla forte valenza sociale del mercato cittadino. Diamo delle possibilità, specialmente agli anziani, di potersi vedere in piazza e passare quell'oretta, un'ora e mezza, capisci così. Quindi è auspicabile che le ristrettezze che vengono tolte, queste cose qua, la gente pian pianino si riavvicina al mercato, cosa storica ormai anche qui a Buia, ormai pluricinquantennale, quindi necessita di questa funzione. È un punto di riferimento, una tradizione, si trova anche diciamo, prodotti freschi a prezzo accettabile e quindi però è un peccato che questi mercati un po' alla volta stiano un po' così, si stiano riducendo sempre più. Ecco. E per questa edizione di A Voi la Linea è tutto, l'appuntamento ritorna domani, sempre alle 12:45. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.